Assessore Panaritti, oggi siamo all'Istituto Tecnico Superiore del Mare presso il Nautico di Trieste e la soddisfazione di vedere questo corso che funziona con grande successo di iscrizioni, ma soprattutto ragazzi che già partono per un primo contratto di lavoro. Sì, abbiamo lavorato insieme e abbiamo anche stretto i tempi per iniziare nel 2015 per questo progetto di ETS sul mare, ed è davvero una soddisfazione vedere i corsi che sono iniziati, vedere questi ragazzi e queste ragazze che stanno lavorando in maniera forte per poter poi procedere anche al primo imbarco di tirocinio, ed è stata davvero una soddisfazione consegnare a 12 studenti e studentesse il primo contratto per l'imbarco che avverrà a breve. Partiranno dai diversi porti del mondo, abbiamo sentito Panama, Los Angeles, Singapore, e avranno modo di mettere in pratica quelle che sono le competenze teoriche che hanno acquisito in questo primo periodo di corso. Siamo dentro una cooperazione attuativa, quindi siamo dentro a un percorso che ha visto un impegno importante di risorse della Regione, sono 300.000 euro, e anche un impegno e una relazione con soggetti pubblici e privati del territorio. Abbiamo sentito dalle parole dei ragazzi la fatica ma anche la soddisfazione di andare in questa direzione. Presto inizieremo anche la logistica e credo che si tratti di un progetto importantissimo per la città di Trieste e per tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Cosa vi ha offerto questa scuola? Sono Jessica Tinervia, 23 anni, e il primo contratto che questa accademia mi ha concesso, insomma, il percorso prevede 12 mesi di imbarco e saranno divisi 2 imbarchi da 6 mesi. Noi abbiamo la fortuna di imbarcare insieme, saremo su Ital Mattina e imbarchiamo il 5 aprile da Panama. Abbiamo grosse aspettative, ci saranno tante difficoltà visto che è la prima volta che 2 donne imbarcano in compagnia, però abbiamo il supporto, ecco, appunto, sia da parte dell'Accademia che da parte d'Italia Marittima. Innanzitutto per me è un orgoglio essere in questa accademia, è una fortuna per me essere entrata qui ed è una fortuna che appunto questa accademia ci garantisca degli imbarchi. Le mie aspettative sono quelle di apprendere, di sviluppare il mio percorso di studi. Presidente Beduschi, abbiamo appena incontrato 2 ragazze che salperanno da Panama, quindi un istituto che offre un incrocio fra domanda e offerta di lavoro immediata. Sì, è immediato, come potrebbe essere immediato per i più meritevoli entrare nel mondo del lavoro con estrema facilità. È lo scopo di questa accademia prepararli nel modo migliore possibile, in modo che questo passaggio sia il più veloce e il più proficuo possibile. Tante richieste di iscrizioni, però non tutte soddisfatte perché il numero era limitato. In futuro magari c'è anche in programma di ampliare? C'è sicuramente il programma di ampliare l'offerta formativa, il numero dei posti disponibili in accademia in funzione delle richieste delle compagnie di navigazione. Le 20 posizioni che sono state occupate da questo corso sono state richieste dalle compagnie di navigazione e così sarà in futuro.